Ciao! Oggi vi faccio vedere una nuova ricetta veneta tradizionale, le sardine alla muranese. Gli ingredienti da utilizzare sono sarde fresche, acciughe sotto sale, pan grattato e olio d'oliva. Iniziamo ora con la pulizia delle sarde e vi faccio vedere il procedimento da seguire. Prendiamo la sarda, stacchiamo innanzitutto la testa e con questo procedimento uscirà una parte dell'interiora. Poi prendiamo uno spelucchino, quindi un coltellino così molto affilato e piccolo, andiamo ad incidere la parte inferiore delle sardine su tutta la loro lunghezza. Le apriamo con le mani in modo da innanzitutto togliere eventualmente residui di interiora che sono rimasti all'interno e in questo modo riusciremo anche a sfilettarle. Possiamo partire dal centro, togliamo la prima parte verso la testa delle lische e procediamo verso la fine. Facendo così si staccherà automaticamente anche la codina. A questo punto la sarda è pulita e sfilettata, basterà lavarla. Procediamo anche con le altre due. Strappiamo sempre la testa, togliamo parte dell'interiora, incidiamo nella parte inferiore della sarda, la apriamo con le mani a libro, togliamo il resto dell'interiora se ce ne sono, prendiamo la lisca, ci vuole un po' di pazienza perché sennò tendono a rompersi. Togliamo la prima parte, poi ultimiamo la seconda parte. Questo alla stessa maniera. Abbiamo terminato la pulizia delle sarde, io l'avevo già fatta preventivamente e il risultato è questo. E prima di procedere a pulirle e a lavarle vi faccio vedere anche la pulizia e l'apertura delle acciughe sotto sale. Si presentano in questo modo, quindi siccome sono veramente ricche di sale è necessario lavarle accuratamente. Potete farlo prima o dopo averle aperte. Anche per queste l'apertura avviene nella stessa maniera, quindi incidendole nella parte inferiore. Sono molto secche queste, quindi si rompono, non si rompono facilmente, insomma, perché sono appunto molto asciutte. Togliamo anche qui se ci sono dei residui e la lisca la andiamo a prendere e a staccare in modo molto semplice e molto veloce. Continuiamo anche con questa, apriamo, come vedete, ecco, queste tendono a rompersi un po' più facilmente magari, però non succede nulla, insomma, le possiamo tranquillamente utilizzare. Tra l'altro queste acciughe sotto sale sono anche ottime per fare i bigoli in salsa, se volete. Procediamo ora con la preparazione delle sardine. Una volta che sono state lavate e pulite, le stendiamo su un tagliere e con la pelle verso il basso e prendiamo un pezzettino d'acciuga, ok, che posizioneremo sopra la sardina. Poi andremo ad arrotolarle partendo dalla testa e le fissiamo con uno stuzzicadente. Le appoggiamo in una pirofila che poi andrà in forno. Continuiamo così con tutte le sardine che abbiamo a nostra disposizione.
E una volta ultimato la procedura ed aver arrotolato le sardine con le acciughe e averle disposte nella pirofila, andiamo ad aggiungere del pangrattato e dell'olio d'oliva. Il sale non serve in quanto le acciughe messe all'interno sono già sufficientemente salate. Un po' d'olio d'oliva a filo. A questo punto la pirofila la andiamo a mettere nel forno a 180 gradi per una ventina di minuti circa. Le sardine sono pronte, lasciatele raffreddare a temperatura ambiente e servitele nel loro recipiente di cottura. Buon appetito e alla prossima video ricetta! Ciao!